Oggi in edicola all'ultimo numero di Sardegna 24, il quotidiano cessa le pubblicazioni, ma il direttore annuncia: il nostro è solo un arrivederci. Da oggi l'isola ha una voce in meno. Quando chiude un giornale viene sempre a mancare un tassello nel pluralismo, nell'informazione del territorio. L'esperienza di Sardegna 24 finisce con un arrivederci, titolato in prima pagina, e un numero arricchito dal contributo di tanti intellettuali e scrittori dell'isola. La prima copia era uscita quasi 7 mesi fa, il 1° luglio. Sono 16 i redattori da oggi disoccupati. Il direttore Giovanni Maria Bellu, che a fine novembre era diventato anche editore del giornale per il disimpegno della società editrice, parla di liquidazione inevitabile a causa dei debiti, ma guarda anche avanti. È una redazione in cerca di editore, però potrebbe anche diventare l'editore di se stesso, perché, ripeto, io ho pensato che già potesse succedere. Una cooperativa di giornalisti? Una cooperativa di giornalisti, una forma, sì, questa potrebbe essere una soluzione.